Buongiorno! Buongiorno a tutti, sta per iniziare una nuovissima puntata. A breve visiteremo il nuraghe con l'architrave più imponente di tutta la Sardegna. Di che nuraghe si tratta? Si tratta del nuraghe Pontes, situato nelle campagne di Dualchi in provincia di Nuoro. Ma prima di iniziare la nostra visita virtuale vi ricordiamo di mettere i like e di iscrivervi ai nostri canali YouTube, Facebook e Instagram e di programmare una visita personalmente presso questo nuraghe. Siamo pronti ad andare a visitarlo? Prontissimi! A breve il nuraghe Pontes! Ci troviamo di fronte ad un nuraghe monotorre che presenta, partendo dalla base, dei grandissimi blocchi squadrati appena sbozzati, mentre invece man mano che si sale e si arriva alla prima finestra diventano sempre più abbozzati, sempre più regolari, per cui dalla prima finestra in poi i blocchi presentano una certa regolarità e un certo grado di lavorazione molto più fine. Ora ci stiamo avvicinando all'ingresso principale, che è rivolto a sud-est, e non possiamo assolutamente non notare questo immenso architrave che ha la faccia superiore ricurva per poter seguire l'andamento dell'intero nuraghe. E qualcuno su internet stima che questo architrave possa pesare addirittura 17 tonnellate. Ma secondo voi come è stato messo qui? Quali sono stati gli strumenti che sono stati utilizzati per poter trasportare e per poter collocare questo masso di dimensioni così imponenti qua? Magari scrivetecelo, fatecelo sapere sui nostri canali. Facciamo un piccolo sondaggio. Ed ora proviamo ad entrare. Bene, cari amici, ci troviamo all'interno del nuraghe, di questo mastodontico nuraghe, e la prima parte che visitiamo è la torre centrale. Questa torre centrale presenta appunto un ingresso diciamo a forma troncoconica, e poi possiamo notare sulle pareti, qui sulla destra, una prima nicchia. Non abbiamo una seconda nicchia, quella che ci aspetteremmo appunto in posizione centrale, e poi abbiamo una terza piccola nicchia, quella che generalmente è la terza nicchia, ma qui ne abbiamo solamente due, che è di dimensioni ridotte. Puntando lo sguardo verso l'alto possiamo appunto vedere che si tratta di una tholos perfettamente chiusa. Ora cerchiamo l'accesso alla scala per andare al piano superiore e ci accingiamo appunto a salire. Bene, ora proviamo a salire al piano superiore.
la tentiamo a dire la verità, perché comunque questo accesso è abbastanza piccolo e i primi gradini sembrano, diciamo, non proprio collocati come erano nella posizione originaria, paiono crollati. Avanzerò, diciamo, in modo abbastanza lento. Allora, pare che dopo i primi 3 gradini non proprio confortevoli, poi appunto la scala assuma un andamento un pochino più regolare, per cui dopo aver incontrato una prima feritoia qui sulla nostra sinistra che dà un pochino di luce, proseguiamo e già vediamo la luce che filtra dall'alto. Scusate la voce un po' rotta dall'emozione, ma è veramente uno spettacolo. Bene, ora inforchiamo nuovamente gli occhiali, visto che siamo arrivati all'esterno. E siamo veramente molto felici di essere arrivati qua su in alto e di scoprire l'esistenza di una bozza, di un inizio di secondo piano. Quindi qui sotto ai nostri piedi c'è la Tolos della camera principale, qui possiamo vedere la finestra del primo piano con il suo architrave e tutto attorno la bellezza e la ruvidità, se mi consentite il termine, delle campagne di Dualchi e delle montagne circostanti. Bene, abbiamo appena concluso questa bellissima puntata in questo fantastico nuraghe Pontes e mi raccomando, appuntamento a lunedì prossimo con una nuovissima puntata che non potete assolutamente perdere. Arrivederci e a prestissimo! Ciao! Ciao!